Bene, buonasera ragazzi. Dovrei presentarmi Gimiglione, buonasera, eccomi qua. Ah, che sorpresa. Buonasera a tutti. Buonasera. State bene, sì. Uno spettacolo vero, vi devo dire la verità, molti giovani dovrebbero venire a ascoltare questa musica perché secondo me questa è musica vera, però ci sarebbe da aprire un capitolo e poi non la finiamo. Intanto, come vedete, insomma, non è per coprire questi straordinari artisti, ma perché adesso ci sarà un bellissimo video da vedere. Devo fare un ringraziamento speciale a Garland, ma adesso conosceremo colui che ha portato avanti questo progetto bellissimo. Parleremo di Africa perché tutti tendenzialmente vogliamo vivere in un Truman Show, no? Ognuno di noi vuole vivere bene in un mondo battato, no? Più si ha e più si va alla ricerca di qualcosa di sicuro, no? La casa ovviamente, il giardinetto, tutto quello che ci circonda deve essere perfetto. E invece c'è questo gruppo di imprenditori straordinari che io ho conosciuto, diciamo così, capitanati da questa persona che adesso conosceremo, e hanno portato avanti questo progetto di cui io ne faccio parte e di cui ne vado orgoglioso, perché siamo stati in Africa, abbiamo trovato, insomma, una realtà bellissima, straordinaria, abbiamo incontrato dei bambini, abbiamo incontrato degli animali bellissimi, abbiamo parlato del rinoceronte, ma adesso anche di questo ne parleremo un attimo di più con Piero. E quindi dovete essere fieri di queste persone, perché da qui è partito un progetto, ripeto, di cui io ne vado fiero, perché mi sento un portatore santo di questo progetto. Come vi dicevo, il Truman Show, non tutto perfetto, invece anche la cosa non perfetta probabilmente è la cosa che più ti riempie il cuore. Io non sono abituato a parlare così seriamente, però vi giuro, a parte la vostra emozione che è stata bellissima, ma è stata un'emozione straordinaria poter condividere con queste persone questo progetto, lo ribadisco per l'ennesima volta. Ma detto ciò, Piero, io direi che dobbiamo accogliere con un applauso straordinario colui che appunto non è che ha inventato, però ci ha regalato, e sta regalando secondo me a tutta la televisione, ma un po' a tutti, un sogno. Piero Bressan, grazie, vieni con noi, vieni su, poi insieme a te c'erano altri amici, tu hai Mallata, per esempio, piccolo, insomma ci sono dei personaggi aperti. Abbiamo creato un team vincente, Mariano tra l'altro ancora tra di noi, grazie Mariano di Escala, noi abbiamo scherzato, non avevamo paura che Leone lo mangiasse, invece sei ancora qui, grazie veramente, poi grazie a tutte le istituzioni, insomma so che tutta la televisione insomma sa di questo progetto. Tu sei pronto a dire delle cose? Sì, te lo passo il microfono. Scusate le spalle, ovviamente, ma è una cosa bellissima, prego. Beh, grazie innanzitutto, grazie a tutti quanti e stupendo, un sacco di gente veramente. Grazie anche di questa introduzione che veramente mi onola. Non vorrei che avessi esagerato, sì, io sono non a capo di tutti gli imprenditori, comunque sono a capo di un'impresa, la mia, la Garmo, che però insieme ad altri imprenditori qui, insieme a te, c'è Alberto, il presidente di Venetwork, un gruppo di 250-300 dipendenti che è riuscito a mettere insieme un sacco di imprenditori, Mariano Roman che sta diventando uno dei simboli che Treviso deve veramente essere fiero, di cui faccio parte come socio, Tiziano Busin che è presidente di questo grande gruppo e altri soci. Beh, noi cosa dire? Siamo degli imprenditori, è vero, imprenditori e come tali abbiamo l'obbligo, il dovere di che cosa? Di fare business, di guadagnare, questa è la prima cosa, altrimenti dove che il mestiere. Però una volta che l'imprenditore fa utile e guadagna, credo abbia il dovere di fare, di dire quello che Fiorella Foti ha detto con la musica. La musica non è tua, non è nostra, è di tutti e sarebbe opportuno poterla distribuire e farla conoscere agli altri. E quando mi si dice che questo concerto probabilmente non sarebbe stato possibile perché probabilmente mancano dei fondi, probabilmente perché costa questa orchestra che è meravigliosa, bravissima. Io ho detto, ma sai che cosa sto facendo io? Ne abbiamo parlato e le ho spiegato poi il mio progetto, che se ti fa piacere potremmo far vedere questo piccolissimo video. Fiorella da severa direttrice d'orchestra mi ha detto che sia corto, perciò abbiamo dovuto sintetizzare. Prego. Però prima di far vedere il video spieghiamo un attimo di che cosa si tratta. Adesso noi vediamo il video, però diciamo che abbiamo fatto una cosa bellissima, cioè abbiamo fatto io una piccola parte, ma diciamo
Beh, sostanzialmente abbiamo fatto un viaggio in Africa dove con la Global Conservation Corps, di cui qui abbiamo anche due rappresentanti importanti, pensate, questi due signori in sala, uno è Mr. Lee, è stato per 10 anni vicepresidente di General Motors, viene da Washington apposta per questo evento e vogliamo veramente ringraziarlo per essere qui con noi. Michele Sofisti, che è stato purtroppo il responsabile di avermi introdotto in questo mondo, anche egli membro di questa Global Conservation Corps, che forse nessuno ancora ha capito che cosa, adesso lo spiegheremo, perfetto. Dottor Rossi Luciani, imprenditore che ieri è stato premiato come uno degli uomini più importanti d'Europa, dico, cosa vogliamo di più? Essere in questo contesto amico, socio di queste persone non può fare altro che dire e io che cosa posso fare? Ho cercato con la mia umiltà di mettere insieme un po' delle figure, delle cose per fare che cosa? Perché lo dico o no? Boh. Questa Global Conservation Corps è una società che opera in Africa, opera non tanto a fornire denaro, ma si sta occupando di istruire dei ragazzi, ne abbiamo circa 2000, che vengono istruiti, vengono addestrati, vengono sostanzialmente educati a poter diventare dei rangers. Dei rangers che vanno a... Beh, adesso dico dove ne hai studiato bene. Sì, dai, c'è anche tu, però adesso dico te. Vai. No, vabbè, intanto ce ne siamo occupati anche a Striscia perché anche noi abbiamo voluto appoggiare questo progetto e dunque praticamente c'è una guerra in atto in Africa. Dovete sapere che purtroppo il rinoceronte adesso è un animale in via di estinzione, si rischia nel 2026 di non avere più rinoceronte sul nostro pianeta, perché pensate che il corno del rinoceronte può arrivare a valere $100.000 al chilo, perché gli asiatici sono convinti che la polvere del rinoceronte sia, prima si è detto che poteva essere afrodisiaca, poi che tu puoi bere qualsiasi cosa e non ti ubriachi, poi addirittura adesso si mischia con la cocaina e diventa una sorta di cocaina dorata da $200-300 al grammo. Ecco, sono tutte delle panzanate, come mi ha insegnato il grande Michele, e come mangiarsi le unghie, quindi non serve assolutamente a niente, però l'ignoranza ti porta purtroppo a questo. Tenete presente che il corno del rinoceronte addirittura alimenta il terrorismo nel mondo, perché il corno del rinoceronte in questo momento vale più della cocaina, addirittura dell'oro. Quindi ovviamente noi siamo andati giù, loro appoggiano e hanno finanziato questa scuola perché, come vi diciamo, c'è una guerra in atto tra i rangers e tra i bracconieri, ma vi do dei numeri terribili. In un anno in Africa sono morti 100 ranger, cioè muore un ranger su 1.000 giorni e muoiono 3 rinoceronti al giorno. Quindi questi ragazzi, diciamo così, ragazzotti di buona speranza, stanno appoggiando questo progetto bellissimo perché tanti ragazzi arrivano qui, no? E allora si cerca già da giovani di poter educare e capire che la via giusta è quella dei rangers e non quella dei bracconieri. E vi giuro, è stata un'emozione straordinaria. E noi proprio per questo abbiamo voluto portarvi questo video, sono 3 minuti, proprio per non annoiarvi, per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Quindi via la regia, come si dice, ci spostiamo e così possiamo vedere appunto di cosa si tratta.
Possiamo andare? Andiamo tutti e due, vabbè, intanto li congediamo. Vai. Io credo che veramente adesso dobbiamo lasciare spazio a questa seconda parte di questo concerto, che veramente sarà ancora più emozionante del primo. Grazie a tutti per essere qui presenti e speriamo che qualche cosa vi abbiamo trasmesso. Va bene, grazie, facciamo ancora un applauso. Adesso noi lasciamo veramente... No, siete bellissimi, cosa devo dire? Grazie. Il teatro adesso è tutto per voi, grazie ancora e mi raccomando, insomma, chiunque volesse in qualche modo dare una mano a tutto quello che avete visto, lui, Piero Bressan, è uno che insomma porterà il vostro progetto e qualche denaro, se avete voglia, insomma, perché ovviamente il denaro alla fine serve anche per quello. Vi voglio bene, dai, grazie, vi saluto alla mia maniera. Il milione Striscia la Notizia, Treviso.